Buonasera, benvenuti. Ci fa piacere della vostra presenza in questa chiesa. Stasera vedrete e ascolterete una piccola rappresentazione dove abbiamo cercato di evidenziare l'incongruenza degli uomini e delle donne nel modo di agire e nel pensare. Si toccheranno varie tematiche, quali ad esempio l'egoismo, la falsità, l'ipocrisia ed altro, intervallate anche da piccoli momenti, spero, simpatici. Vorrei concludere con un pensiero, ovviamente non mio, ma dell'Apostolo Giacomo, che mette in risalto, tramite un semplice paragone, i vari concetti prima menzionati. Infatti l'autore mette a confronto, tra le altre cose, la lingua dell'uomo al timone della nave. Da Giacomo capitolo 3, dal versetto 4, ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Grazie per l'attenzione, buon ascolto. Vai cercando qua, vai cercando là, quando la morte ti coglierà e ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà di vanità. Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Sora, guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità, tutto vanità, solo vanità. Vita con gioia e semplicità, siate tuoi se potete, il resto è vanità, tutto vanità, solo vanità. Lodate il Signore con umiltà, a Lui date tutto l'amore, più vi mancherà. Sora, guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità, tutto vanità, solo vanità. Vivete con gioia e semplicità, siate tuoi se potete, tutto il resto è vanità, tutto vanità, solo vanità. Lodate il Signore con umiltà, a Lui date tutto l'amore, ma più vi mancherà.
buongiorno, vieni a mamma, vieni a preparare il latte. Fatti i biscotti, aspetta. Ma che? Ma non tiene fame? Ha già capito, eh? Stamattina non vuoi a scuola? Mamma, io non mi sento bene. Non ti senti bene? E che ti senti? Un pochino di catarro. Oh catarra! Oh catarra! Mo ti faccio diventare io cadavere se non ti prepari subito e vai a scuola! Muoviti! Mamma, Non voglio a scuola. mamma non voglio a scuola. No, tu a scuola c'hai! Non voglio. C'hai! Non voglio. Non C'hai! voglio. Non voglio. C'hai! Non voglio. E che è sta confusione? E nemmeno che si ha deciso da tutto Rio, e pure a me. Vabbè, il bello addormentato. Non cominciamo con questa ironia, eh? Se posso sapere perché si sta facendo questa confusione. E domani non ce lo voglio, noi stamattina non vuoi a scuola. E come mai a papà, Papà, mi sento buono e botto vento. Molto vienti, ma poco che vienti. Diciamo che è un 28. Sì, 29:30. E 30. 30. Papà, che poi rimane domenica e te puoi riposare, No, non voglio a scuola, faccio venire male panza. E ti non bello delle carticine. Vattene a vestire a scuola, se no cominciamo malamente, stamattina. Ma io che? Vattene a vestire non liceo. Vabbè. Vieni. Ma le panze. Hai visto che a me che se veniva marito? Sì. Ma facessi un bello caffè. Sì, mo ti paga a preparare un bel caffè. Oggi pensato e vedi che sta busta di caffè che mi regalai amica mia Luisella. Luisella? Luisella? E chi? Ma come? Noi siamo sempre in da chiesa e tu non sai neanche la gente che ci sta là. Luisella si sente sempre vicino a me. E chi se la ricorda sta Luisella? Vabbè, Mamma, dove stanno i calzini? i calzini nel tuo cassetto, là, in alto, a destra. E la maglietta? La maglietta dell'armadio, lì a sinistra. Mamma, ma qua non ci sta niente. Vabbè, hai capito, mo venghi. E che ti hai messo un buono? Su calzone tutto vecchio e consumato. No, vieni a dirlo, mamma, e niente di list. Gennari, fa per essere primario che hai subito a scuola, fa proprio tardi stamattina. Muoviti. Se posso sapere che sta succedendo? Niente, i Gennari si è messo su calzone tutto vecchio e consumato. Sa da solo in ta, Pasquale. Vuoi sta sempre tutte cose tu? Ciao. Vuoi sta sempre tutte cose? Non sì. mi portare a chiesa, c'erano i poveri. I poveri c'era una cosa vecchia e consumata, Pasquale. Perché i poveri hanno una sfilata. Vabbè, ma è pure scusuto. E non ce la può dare una rapazzata. Senti Pasquale, se lo poteva aggiustare ed era buono, Eh. me lo tenevo io. Sa dai ta. Sta dritta, chi tamale. A proposito, stasera quando andiamo alla Eh. chiesa, per piacere andiamo in tempo, arriviamo in tempo perché facciamo sempre tardi. E mi sa che stasera facciamo proprio tardi. Anzi, non ci siamo proprio perché sta la partita. Oh, mamma mia, quando gioco a Napoli in questa città non si può fare mai niente. E che dai, c'è visto? Chi è? Si sono scaricati i pila. Quando siete scucciati, stiamo sentendo una canzone. Non credevo un po' l'esame. Stiamo sentendo un pezzo. Veramente a me pareva che tu arriva a pizza. Ma non ci capite, ma Maria mi ha fatto tardi pure tu stamattina e non puoi a scuola. No, dicevo io a scuola. Brava, vedi, nostra figlia, il nostro orgoglio, non come che lo scombinate Gennarino. E che materia tieni? Tengo il primo 2 ore di ginnastica e 4 ore assemblea. Giornata pesante. Ma capisco perché vuoi a scuola. Calma, ma sul caffè è pronto. Un caffè ma con fuoco, mannaggia, si va bruciando un po'. Si smuove se si va a bruciare. Ecco qua il caffè. Mamma mia! Ma che è sto caffè? Non solo è bruciato, siamo pure i vecchi. Ma te la gitta, che sul caffè mi regalai Luisella 2 anni fa, quando tu sei stato poco buono da brunita. 2 anni fa,
ma all'epoca non stava buono. È una tazzolella di caffè, insomma mi faceva bene. Sì. Ma chi si è tentato omicidio? Tu mi livi la mese. Voi che significa a stipamma? Poi la maità? No, è peccato. Noi gittiamo a stipammela. Quando viene 4 minuti. Tanto che lei il caffè che lo fa. Va buona, facciamo così. Ma che è? Sei scassata un'autocampanella, Pasquale? E che ne sai? Vedi che non funziona sul campanello. Pasquale, per piacere, questa è un'altra cosa che devi fare. Devi andare a comprare un campanello, me lo devi aggiustare, me lo devi montare, che non ce la faccio questa porta che non si sente. Maria, per piacere, quando a vedere chi è, aprire tu, preparati che è tardi. Ah. Mamma, il caffè. E la nonna! Mamma, dai, La nonna Piccirei, buongiorno. una concetta. Da cominciare a fare sempre storie queste, mi raccomando. Mamma, ciao! Ciao mamma, buongiorno. Una concetta, buongiorno. Buongiorno. Ma che hai fatto? Sei venuto proprio a Brest, qua il buon vento. Un vindotto. No, un cappotto. Che le fa capra? Ma mi sono sciallatino vicino alla casa. Volevo riuscire, sei venuto proprio a Brest stamattina, Sì, sapete perché? Perché la verità, io stamattina non ho una novità. Mi sono sciatata, tanto bella, mi ci preparata, ci ho fatto tutte le cose mie, vedete come sto bella. Sei bello, ma sei bello. Perché la fai? Camminare per la via, bella e buona, mentre sto camminando, poi come si può fare? Io mi scordo quello che doveva ricere. Ma sarà grave sto fatto che io mi sto scordando le cose? No, non può succedere. Non mi preoccupate, capace che siete ancora rumeno. Aspetta, vostra figlia ha fatto un caffè e mamma, aprite una tazzolina. No, grazie, mi dispiace. non Dispiace posso. pure a me. Chi lo mi rega, così che si vuole campare assai. Hai detto, caffè non la da pigliare perché si deve chiarella, fa male il caffè. Un mire con un tutto, un caffè fa male. Ne quando offriamo questo caffè? Che può fare? che volete Ma comunque può succedere che uno si scorda le cose, capita, non ti preoccupare. Certo, però l'indirizzo della casa nostra non lo scordo mai. Chiamiamo, ma me la carota, No. ma che venuta? Ci fatto una battuta, voleva fare la sala. Va buono. Lo picca, non ecco, ma mi è venuta a mente, quello che aveva ricere. tutti, io vado a scuola. E che è sto rumore? La porta. La torta? La porta. E chi è che non ha porta? Nessuno è la porta. Nessuno è corto. No, sono lungo solito. O pesce, o ruonga. Sì, o ruongo, c'è flemare, o una c'è. È vostra nipote che se ne chiude ha sbattuto la porta. E non qua. Poi, mamma mia. Poi che a noi mi è venuto a mente che aveva ricere. Noi, a città così, sono venuto qua per sapere se domani mattina qualcuno di voi mi accompagna a mettere l'apparecchio per le orecchie. Perché, giusto perché vi dici che io sono sordo. Ma io poco ci credo. È la campanella. Sì, mamma, non ti preoccupare, accompagniamo noi domani mattina, ci organizziamo e andiamo a fare questo servizio. Stai tranquilla, stai tranquilla. Va buona. Sì, andiamo, allora mo ne approfitto. Vado un momento in tuo bagno, posso in tuo bagno? Vai, mamma, tanto non ci sta nessuno. Come sta Giovanni? Non ci sta nessuno, vai, mamma, vai. Ciao, faccio. Pasquale, senti, però io veramente sono un po' preoccupata. Che il produttore, la hit che mamma si scorda le cose, non può stare qui sta sola. Ma dimmi c'è una badante. Una badante? Che sape quando viene a costare? Che si vuole? Fammi pensare un po'. Tengo un'amica che sta in una casa di cura. Mettimi vicino a io. Io mi domandavo, dimmi quanto costa, però ma non parla a me, che ho verga che le sordi, però si sente, poi mi dispiace, si piglia colore, Andare, poveri come mamma fa. Senti Pasqua, ma tu stamattina non vai a faticare? Oh, ma ci piglia di festa, ci fatica tutta la settimana. A finire con il titolare si piglia una brutta abitudine. Hai ragione. Anzi, mo sai che faccio? Ma vado a vestire e vado a cattare il campanile. Ci visto un po' a internet. Bella, Bello campanile, che lo sento proprio la mamma. Brava, bella, forte, bravo Pasquale, bravo. Va. Faccio bucate pure un po' che là, noi? Fatto bene, ma... Perché sai perché? Perché, amica mia, no, ma vedi sempre con quella bella sciarpa che hai portato in cuore, lo sai mamma? bello, mamma, Allora come no. ti vicino a me e ti senti, ma perché non me la fai pure tu? Agitti, però
veramente tu la non sai fare, perché la sai fare. Ha detto no, ya me la fai tu, che le posso credere, l'erba del vicino è sempre più verde. Sempre più verde, La porta, mannaggia, sto fatto su campanile che non so, vado a vedere chi è, Buongiorno, disturbiamo. No, ma accomodatevi, che piacere, venite, come no? Buongiorno. Abbiamo pensato di venirci a prendere un bello caffè, ma fatto buono. Ma come no, l'ho già fatto ma Sto facendo un po' che lana, sto facendo una sciarpetta per amica mia che si vicino a me, ti capisci? Per perdere un po' che Fate bene. Ecco qua. Ah, ci voleva proprio un bel caffè. Aspetta, Carmela. Ecco qua il caffè. Che dico, Ecco qua, Carmela. Ma tu hai saputo la novità? No, quale novità? Non faccio niente. Come, un'unziatina, con Marella tu. Ma si è acconciato tutta la casa. Oh, vero? Come? Non sapevo niente, mi pare strano, che lui chiamava sempre miseria. Vero, io sui soldi non l'ho pigliata. Io l'ho visto sempre un po' strano però, che non la facevo mai con nessuno. E ci pensate, ma boh, che è carattere. Ma boh, alla via questi soldi. chi dai che hai sono soldi? Io? No, non ho messo mai permesso. Non l'avete promesso? Ci promesso, ecco cosa ci promesso. Che venga all'essa. Ma buoni, hai parlato le castagne. Non te ne mangia troppo assai, che ti fanno venire dolore ai Avete panni. ragione. Donna Concè, hai soldi, no sorda. Va buono, stavo dicendo. Comunque, sta comparendo da tu, già con Dio. Stamattina siamo passati pure a casa fortunata, eppure essa c'ha che annunziatini si sta cagnando guarda roba, con tutta roba nuova. Carmela, scusa che interrompo. Se potessi avere pure le zucchero, perché a me il caffè lo sai, mi piace zuccheroso. Si fa capigliare, come no? Grazie. Ecco qua lo zucchero. E un caffè a rindettazzina, mi aiuta a fornire. Ci avevo avuto, ho visto che tu per vedere. Perdevo tempo, in da cucina sono chiusi, mica sono chiusi in Brasile. Che ne si stava facendo freddo, poi non ci pigliavano più. E vabbè, non volete nato un po'? No, grazie. C'era stato guest. Va bene. Comunque, Racconta. secondo me, un marito enunciatino sta facendo un doppio lavoro. Vabbè, quello finché si tratta di lavoro, basta che è un lavoro onesto, no? Questo è un problema, quando mai chi fatica onestamente fa soldo. E mo ti faccio vedere che mo cominciano tutti i vizi comuni. Vizio. Non toccamo su tasse se non giriamo più. Che il marito già da noi vizzero io. Oh, vero, no, però così non sono soldi benedetti. No. Non fa niente, hai ragione, ma comunque sono sempre sorda. Stavo stato parlando dei soldi. Donna Concetta, ho dato sono tutti buoni. E porti l'ombrello. Ombrello, mica sta chiudendo. E tu hai detto che hai sono tuona. No, a dritta, la vita sono tutte buone. Oh mamma mia, ma ha cominciato una volta tutte e due. E a me bella Narea che si è fatta tardi e ce n'ha mai. Carmela, noi mo ciniamo, però mi raccomando, non avrete niente perché noi non si muovevano in giusto. Mi raccomando, donna Concetta, arrivederci. Arrivederci. State buone, donna Concetta. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. E questo è perché non sono femmine in giù, cioè si facevano in giù, che facevano? Mamma mia, io comunque ci capito poco e niente, mamma. Ma siete, ma magari sono pochi. Sì, non ti metto in una stanza di voglio. Sono un po' stanchi, ma mettono pochi in una stanza di voglio. Sì. Io ho già fatto i servizi, mi metto qua e ci vediamo a roba. Vado a riposare, vado a riposare. Ma che
sente proprio niente. Voi che siete sconsumati, siete trassuti senza Io permesso. sono scusato, ma vedete un po', si sono aiutato il campo, che oltre che a tutti i giorni mi ho buttato a roba a capo, ma avete chiamato pure scucciato, e perciò vedete buoni che è scusato. E un'altra cosa mi dico, rimane a essere l'amministratore del palazzo, e poverimmo. Poverim. Mamma mia, e che giornata, mamma mia, che giornata, un via vai, mamma mia, ma mi mettono un po' di musica e mi metto a fare servizio bella, tranquilla, tranquilla. Canto con la gioia che il Signore mi dà, ogni giorno vivo con il suo amore. Io perché il sapore tutti noi saprà, per Cristo Gesù del mondo il Salvatore. Canto perché sento amore, vivo con il Salvatore. Voglio che il Signore parla, Cristo è il nostro Redentore. Nelle prove nel dolore ti aiuterà, solo abbandonati non ti lascerà, per la sua giustizia vuoi che siamo con lui, col suo amore e con la grazia ci sostiene. Canto perché sento amore, vivo con il Salvatore, voglio che il Signore parla, Cristo è il nostro Redentore. Canto con la gioia che il Signore mi dà, ogni giorno vivo con il suo amore. Io per grazia vuole tutti noi salvare, è Cristo Gesù del mondo il Salvatore. Canto perché sento amore, vivo con il Salvatore, voglio che il Signore parla, Cristo è il nostro Redentore. Canto perché sento amore, vivo con il Salvatore, voglio che il Signore parla, Cristo è il nostro Redentore. Ma che è questo lupo? Che è questo rumore che abbascia? Mamma, state sentendo una canzone, ma che è? Tu dici che non ci siete. Ah, si può sentire la canzone? Ma perché stavano cantando? Niente meglio, ma perché sono cantando questi qua? Ma che li ci può cantare per stanno qua? Ma mamma mia, niente meglio mi va a fare che stai strozzando. Grazie. Mamma mia. Esagerato, mamma, esagerato. Senti, mammi, Dici, aiutami a una due patate. ma mamma le banane? No, e patate. Voglio Ah. fare pasta e patate. Dammi Fallo. Belle piccoline, piccoline, non mi piacciono a Pasquale, per Va piacere. bene, mamma, Grazie, sì, mamma, signora. grazie. Ah. Che è il telefono? Io il telefono. Pronto? Uè, zio Ciro, ciao. Sì, mamma sta a casa, tu me. Come, non ti avvisato? Sì, sta a casa. Sì, non ti preoccupare, vieni, ti aspetto, vieni pure tu qua. Sì. Ciao. Ci vedi che mamma qua. Si mette che sono sordo, sono cicata. Mamma mia, come abitavi chiace? Chi era al telefono? Che è me? Come che era a telefono, mamma? Era zio Ciro, tuo fratello. Ma che hai fatto? Ti sei fiuto la casa? Ti sta cercando? Sta tutto preoccupato. Niente meno. Ma lei l'ha chiamata, chi lei è surda? Surda. Non mi sente, chi lei è più surda di me, frate. Che bellezza, mamma mia. Ah, porta. Vedi. Uè, Sarà. zio Ciro, ciao. Ma che hai fatto? Si sta aiutando subito. Buongiorno, e chi ci voleva stare? Io primo piano, per tre Buongiorno, Mamma, sta qua, mamma. Ecco c'è, ma che combinato. perché? Vedremo l'appuntamento stamattina, arriviamo a aprire il macchinetto per le orecchie. Beh, l'ha già avvisato, Ciro. E avvisato. Infatti parlammo.
Però abbiamo detto tutta di cose. A di rosa? E a di rosa. Abbiamo di cose. È morto zia Rosa! È morto zia Rosa. E tu Zia Rosa è morto 30 anni fa. Ah, mamma mia! Sto dicendo che abbiamo detto altre cose. Ah, No, a dire. mamma mia, mi fate sprimanare, non sapevo che era Però morto zia Rosa, che lei è morta 30 anni fa. Questa situazione non è a male, che le abbiamo fatto. Ma il più presto possibile abbiamo su fatti questi immaginetti per ricchi, perché tu non ci siete proprio. No. Guardate di parla. A questo punto rimane a mattina a mai a fare, perché in da settimana tengo che fare. Allora, zio Ciro, l'accompagni tu domani mattina a mamma a fare sto servizio l'apparecchio per le orecchie? Accompagni, già l'era accompagni qual è il problema? Ha portato lo stesso negozio che me l'ha fatto pure a me. Ma è buono sto magazzino? Come non è buono, è buono sì. Ma senti, ma voi si detiene l'apparecchio perché cascia siete buona? È che lì il problema. E quando mi scordo e parla a mia mamma, la gente che ci sente, fa i numeri, perché capisce tutta di cose. Avrà ragione, vero? Va bene, posso immaginare. Vabbè, allora facciamo così, ci rimane a mattina e non discutiamo di mettere la sveglia che ti ha girato quando sono venuto a Londra. E non discutiamo e mi aspettare. Va bene così? Allora ci vorremmo arrivare a mattina. Sì, a così a roba scendono poco abbasciato te, capito? Va bene, dai, Veniamo a aspetta, pigliare appuntamento per domani a mattina. Va bene. Allora, va bene. Ciao zio Ciro, ciao. Mamma, ma non ci ho capito? Zio Ciro a Londra che ti ha portato una sveglia? A mi aprire pure il treglio. No, a città così, zio Ciro, quando è andato a Londra che ti ha portato una sveglia? Ah, sì, mi ha portato una cosa a forma di torre. Ah, bello. Una cosa rossa, però non mi ricordo come si chiama. Ah, sì, si chiama Big Ben. Ah, e mo fai asciugare tutto palazzo. Speriamo che mi scedi. Speriamo, mamma, speriamo. Cosa mangi? E credo. Trase la porta e non dice neanche buongiorno. Pure l'asino quando trase rinda a strada fa i-o. Aspetta, Buongiorno. Buongiorno. Che si mangia? Si mangia pasta e patate. Mamma, per l'ennesima volta, a me pasta e patate non mi piace. A me non porto perché tale fa piacere per forza perché questo ci sta. E allora che mangia pasta di zio Ciro? Ma come? E abbascia tu zio Ciro così senza avvisare? No, mamma, ci ho buttato in mezzo ai scale, ma mi deve mangiare a casa sua. Senti Gennari, fai quello che vuoi tu. Io con te mi sono scocciata di combattere. Vai tu zio Ciro, vai dove tu. Vai. Ok, mamma, ci vediamo dopo mangiare. Ciao nonna, come stai? Ciao bene, quando non c'era si chiude la nonna. Sono uscita ora a scuola. Non nasci da sola, che questi tempi fanno paura. No, che asciuta da sola. Sono uscita ora a scuola. No, non esci da sola. No, sono asciuta ora a scuola. Non Luca, ma Luca ride il recchio, nemmeno a frigare la macchinetta per il recchio, ma va a mettere giù rimane a mattina. Non mi spunnate i timpani. Ya nonna, ce lo vuoi dire pure tua mamma che pure oggi non venga a mangiare a casa perché a te ti sta a sentire e che sono stata invitata dagli amici di scuola a mangiare panuzzi. Ah, vuoi già in viaggio in carrozza? No, panuzzi. Ah, tu vuoi fare una papata di cozzica? No, nonnina, panuzzi. Ah, ci capita, fondino con panuzzi. Ma non ci sta meglio la prova? No, nonnina, dici a mamma che non vengo a mangiare a casa perché vado con gli amici a mangiare il panuzzo. Ah, ma ho capito, va buono, nonna. Carmela, senti, pure la piccinella non mangia con noi oggi. No. È stata invitata dagli amici di scuola a mangiare il panuzzo. Vabbè, facete quello che volete voi. Già, ma non ti nervosi a mamma, un po' che pazienza. Grazie, ti voglio bene, sono felice e sono contenta. Oh, ma lì stanno in dopo vento. Va buono, non fa niente. Ciao, nonna. Una mano a mettere di piatto. No, non ti preoccupare, mamma, sta tranquilla. Eccomi qua. Ui, Pasquale. Ha già accattato un campanello nuovo. Bravo. E non c'è stato ancora qua, ha mangiato con noi. No, e che ce la fa? A fare che cosa? A marciare con buio. Ma che mangiare che stanno in da casella? A mangiare con noi.
Ah, sì, bontà vostra. A proposito, Carmen, che si mangia? Si mangia pasta e patate. Mi pensavo di fagiolo. No, non ci ho tenuto tempo di mettere a bagno ieri sera. Ma lo dicevo stamattina, mi portavi di fagiolo con la spiaggia. Pasquale, fai sempre battute, fai. Importante comunque, mangiamo noi. Mangiamo, no, veramente, mangiamo solo noi stavolta, pasta e patate, e mangiamo solo tutte e tre. Perché? E perché Vaglione non ci stanno. Gennarino è andato giù da zio Ciro perché ha detto pasta e patate non mi piace, è stato invitato da zio Ciro e va a mangiare là. Maria è stata invitata dagli amici in pizzeria. La pizzeria, Iurna. Ma perché la pizza si può mangiare solo le sere? Pasquale, il punto non è questo. Il punto è che in questa casa ognuno fa quello che vuole. Vabbè, calma, dai ragione. Poi sono guagliuno, Comunque, mo pensiamo a mangiare. Ma va a preparare. Mangiamo, che meglio. Mamma mia, che paura mi ha fatto mettere. Quando si nervosisce, mamma. Per forza faccio nervosi, per forza. Come si fa sta calma da sta casa? Ma devo cercare più. E chi ha chiesto? La porta, una volta, Pasquale. Vuoi andare a vedere tu chi è, per piacere? Ma che sono? Ma mangiare? Ma mangiare, ora è pranzo, vedi chi è, per piacere? Chi è? Siamo noi, Totò e Assunta. Mamma mia, Carmen! Carmen! Chi è? Totò e Assunta, che sto? Chi è? Bravo, Pasquale, bravo, che fai? Una rapa. Chi è, Pasquale? Pasquale, chi è? Ui, che piacere! Prego, accomodate! Carmen, guardate che ci sono Assunta, Totò e Assunta! Vero, torna è stato assunto. Sì, è stato assunto in ferrovia. No, ce ne andiamo. Oh, quando mai? Accomodate, mangiate con noi. Ma non vogliamo disturbare, veramente. Noi sono uno prima ci mangiamo. Oggi vi faccio assaporare la specialità di mia moglie, la pasta e patate. Io vado pazzo proprio. Brava. Accomodate, oggi i ragazzi non ci stanno, siamo solo tutti. Sì, ci sta, ci ho fatto una bella pasta e patate. Non ci sta, un po' gracco. Poveracco, Carmen. Carmine, un po' gracco, io sono Tutto a posto. Sì, tutto a posto. Ecco qua, mo faccio i piatti, aspettate. L'acqua, Aspettate, scusatemi. faccio i piatti. Ah, com'è bello, sta pasta e patate, proprio bella. Le tagliate proprio bella. Ma fai tu. Grazie. E che buon odorino. Come? Ti penso calzina? No, dicevo che buon odorino. Ah, si è venuto pomodorina. Che buon odorino. Tutto a posto. È saporito vero, è saporito. Aspetta. Come dura? Grazie, no. Ma basta mamma, Ecco qua, Pasquale. Mi dispiace, vabbè, comunque. Non fa niente, è piacere. Quando capita un'altra volta di condividere un pasto insieme? Aspetta, ecco qua. No, lascio mangiare. La preghiera di ringraziamento non la facciamo? E quello Pasquale quando c'ha fame si scorda tutto cosa. Assunta, vuoi fare tu la preghiera per piacere? Signore, ti ringraziamo per questo cibo che anche oggi hai provveduto per noi. Amen. Amen. Fate vedere la pasta e patate. Buono. Saporito, proprio buono. Brava. È buono. Veramente buono sta pasta e patate. Ma ce l'hai più. A me passa un po' d'acqua. Sì, buonissima, Carmela. Ma zitti, quella mia moglie è una patanara. Mangiate. Sì, saporite, veramente buono. Un po' d'acqua a me, per favore, Pasquale, ma un po' d'acqua manca, ma mia. Scusate, non è un E sono una società, grazie. O se no mi fai a fugare. Ma ce la fai a portare alla fine? Poveracco, Carmen, ci passa poveracco. Sta tenendo. Senti, Assunta, ti volevo dire una cosa. Stamattina sono passate qua da me Annarella e Giuseppe. Aspetta, Carmen, ma io volevo dire una cosa. Come mai ha chiesto una coricina? Allora, siamo andati a trovare una famiglia che sta in difficoltà economica. E abbiamo fatto tardi, però non ce ne siamo resi conto perché sennò altrimenti non saremmo venuti Ho qui. capito, ma è andata tutto bene sta visita, sì? Non c'è male. Stiamo cercando di aiutare un poco questa famiglia perché sta attraversando
dei problemi economici e non. E stiamo cercando di fare una colletta, di aiutarli con un po' di spesa. Ho capito. Ma servono pure i panni per culo, per caso? Certamente. No, perché te ne amicetti che sono i giornali. No, i vestiti devono essere nuovi o poco usati, per non ne mortificare. Certo, la maità. Ti stavo dicendo, Assunti, stamattina sono passata, non t'ha trovato Annarella e Giuseppino e hanno detto che fortunato c'è detto che Annunziatina si sta cagnando tutte i mobili, tutto guardaroba nuovo si sta facendo. Bella notizia, ci voleva proprio un cagna sta guaglione. Sì. Ma pure, scusate, pure non mi pare che una volta c'è terminata con letto. Chissà poi la gente del paese che ha il turione, i combrugli. Pasqua, ma che la gente è maligna. E uno che fa contenta la gente sta rimane sempre disperato. Dovete sapere comunque che la famiglia di Nunziatina è benestante. Non funziona. A posto, ma che sarà? Mamma mia, oggi proprio... Dici chi è? Chi è? Chi è? Sono io, Nunziatina! Nunziatina, fondamento. Mamma ne proprio sa. Zitto, non parliamo più questo, No, lo spiego la prossima volta. Manca a farla apposta, visto, da dopo. Nunziatina! Non mi mangiate, buonanotte. Ah, buonasera, state pure voi, che bello, come sono contenta che vado a dare una notizia troppo bella. Ma te vengo proprio felice di essere proprio una bella notizia. Ma sì, ti ha mangiato qualcosa brutto? No, Carmen, è tardi, che già sono che 2 ore mangiare, mio marito mi torna da lavoro, me già che presto. Però volevo proprio condividere questa cosa con voi. Voi non lo sapete, no? Però quella è la mia famiglia di provenienza, è benestante. Ma all'epoca il matrimonio mio non volete mi sapere niente me, perché mio marito non l'accettavano proprio. Dicevano che quello era fragile, ma ne ho vero, che l'hanno fatto l'uomo ha cagnato tutte cose, finalmente abbiamo fatto pace. No, ma io non sapevo niente di tutta questa storia tua. No, Carmine, perché io mettevo in scuola, mi facevo brutto, veniva a dire che mia mamma, mio padre non mi volevano vedere. È brutto. Ma mo finalmente, mamma mia, guarda, non sapete che che stanno facendo. Guardate qua, mi hanno accattato tutte le panne nuove, mi hanno acconciato tutta la casa, mi hanno cagnato tutti i mobili, il tendo, tutto, mi hanno fatto di tutto. E quindi volevo condividere questa cosa con voi, perché voi sempre poco, ma già fa. Mi hanno dato i soldi, mamma mia, una puncella, mi hanno dato pure una puntata E chi dai ce l'hai sono sotto? No, quando mai una puncella, mica ci tirate di solo. No, lascia stare, finisci di raccontare. Vabbè, oggi capite tutte cose, siamo una già cucinato pure io. Ma sono proprio contenti, Oggi è venuto proprio perché veramente mi avete sempre trattato come una famiglia, mi avete sempre aiutato quando c'è stato il momento del bisogno. Eppure voi che siete brave persone. Ma guarda, ma l'abbiamo fatto con piacere, se non ci aiutiamo tra di noi. Sì. Vabbè, grazie. Me ne vado, arrivederci. Ciao. Una concetta, arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Mamma mia, ma come sono contenta. Se non volevo proprio starci raccontare tutte cose, ma non chissà che pensavamo, Che pensavamo? Sto pensando pure chissà gente che dice noi, mo. Che dice noi, Pasquale, ma quella gente ci guarda e ci giudica per come parliamo, per come ci comportiamo, per come educhiamo i nostri figli. Ha ragione Assunto con quello che stai dicendo, Pasquale. Dici la verità. Voi una buona testimonianza, non è carate, Voi alluccate sempre la mattina alla sera. Le vostre grida si sentono fino a casa nostra. Se viene poco a cruno come stamattina a murmurare, e voi c'erate spago e alimentato il fuoco. Noi sappiamo che siete bravi persone perché aiutate all'altro, vi mettete sempre a disposizione, ma poi per poche cose non mi considerano più. Scusate, ma comune è moon. Tutte le famiglie ci stanno i litigi, ma proprio per fessariva. È giusto questo, sì, questo è giusto. Però noi, e almeno noi, dovremmo essere un po' diversi. Nelle nostre case, nelle case di tutti dovrebbe regnare l'amore di Dio, il perdono, la comprensione, la paghezza. Giusto? Giusto sì. È giusto, sì.
Ma comunque si è fatto tardi, noi ce ne dobbiamo andare, vi ringraziamo per l'ospitalità, scusate il disturbo pure. Ma quando mai? È stato un piacere, no? Quando mai? No, vi vogliamo dire semplicemente che queste cose che capitano in domani, ci siamo permessi di parlare così perché parliamoci chiaro, noi siamo amici. Sì, E se sì. noi diciamo noi queste cose, chi ve la dice? Vabbè. È preferibile più che le diciamo noi che qualcun altro che da fuori, perché altrimenti... E poi parliamoci chiaro, Pasquale, che nessuno è perfetto, pure noi possiamo sbagliare, anzi sicuramente sbaglieremo e quando sarà il momento ti prego di fermarmi e dimmelo, perché? Perché una riprensione fatta da un amico oppure fatta da un fratello di chiesa, però fatta con amore, non fa mai male, fa sempre bene e ci fa correggere la strada, ci fa ritornare sulla strada nostra. Va bene? Adesso ce dobbiamo andare perché vi ringraziamo sempre. Facciamo una cosa, siccome ci avete ospitato, ma non per giudicarmi, per carità, noi abbiamo un bel terrazzino. Ah, bello. Facciamo una bella abbracciata, venite con i ragazzi, con una concetta se vuole. Grazie, E grazie. siamo su una serata insieme, con va piacere, bene? Va benissimo, Ok, il grazie. Signore vi benedica, vi lasciamo la pace del Signore. Grazie. Grazie. Non mi scusate con Giubbino. Certamente hanno ragione, Pasquale. Mamma Pasquale. Carmè, ma che ci sta pensando, veramente? Noi fino a mo' ci possiamo essere buoni cristiani. Ma a quanto pare che le hanno detto gli amici, cioè. Ma quello è così, il cuore ti dice una cosa e il cervello ti fa un'altra cosa. Eh. Ci voleva nel lato, poi ci rapi l'occhio e ci fa capire che stiamo sbagliando tutto cosa, Pasquale. Stiamo sbagliando tutto. Hai ragione, poi la ripresa dei fratelli va bene, Va bene. capito? Pensiamoci, Perché noi cerchiamo sempre di comportare buono, ma noi facciamo sempre tutto il contrario di quello che vogliamo fare, e quello che ci dice il Signore. E allora abbiamo cercato proprio di essere una buona testimonianza prima per l'altro e poi per noi stessi. Hai ragione, mamma, hai Perché la ragione. gente guarda, figli amici, sì, andiamo a ne vada, mamma, vai. vado a pigliare appuntamento per domani mattina che zio uscire. Va bene, vai, va. Ci vediamo domani allora. Pasqua, è stato buono. Allora, concetto. Dici. Sto pensando una cosa, quando è di mano, roba che pigliate l'apparecchietto per vecchio. Se non avete niente che fa, venite a mangiare da tu. Grazie, Pasqua, non è che piace. Cominciamo. Ciao, mamma. A me cagnà. Pasquale, ma non ho capito. Tu fai sempre storie con mamma e le invitate a Natale da mangiare a capo, pure rimane. Però per tutti i discorsi che abbiamo fatto, allora, che a me cagnà, da cagnà, a cominciare a domani. Che vuoi dicere? Facciamo venire a vivere con noi. E poi io voglio. E la madrazzano poco, perché stanno pigliando poco una strada poco scostumatilla, E poi a fermiamo un poco con tutti questi inciuci, questi pettegolezzi. E chi l'ha fatto quello? E visto chi l'ha fatto? Guarda chi l'ha fatto, chi l'ha fatto? No. E poi l'ultimo piacere ti chiedo, Rimane da accattare una bella aspirabriciole. Sai là, ultima generazione, Ma non mi scudere più, la tua voglia con papà. Hai ragione, Pasquale. Ti voglio bene. Una folla torna un piccolo bimbo con un pisolare. Le stelle sul cielo come un grande sogno, e quel piccolo bimbo della voce e Maria degli amori cerca un grande mistero che non chiede solo.
che ciascuno E io mi auguro che questo messaggio sia arrivato a tutti quanti e che non ci sia nessuna famiglia rapace in mezzo a c'è un dolcetto, un bicchiere di Coca-Cola. Vi diciamo arrivederci. Se volete venire domani mattina ci fa piacere, alle 10 abbiamo il culto. Gloria al Signore. Il Signore ci benedica a tutti quanti.